Scatta da lunedì prossimo 18 giugno l'orario estivo per il servizio di trasporto ATP Esercizio. Il documento, facilmente scaricabile e consultabile sul portale aziendale online, resterà in vigore sino a metà settembre. La prima novità è che non sono previsti tagli rispetto agli orari estivi del passato, con il rafforzamento delle linee turistiche ed una particolare attenzione per la Val Fontana Buona. I cambiamenti più sostanziali sono una risposta a nostro avviso positiva verso la Fontana Buona, che aveva manifestato criticità lo scorso anno, in modo particolare una corsa alle 18 che collega la Fontana Buona che mancava nell'orario estivo, e secondo noi il collegamento alle 6 di mattina per Genova nella zona di Monleone, anche questo ci è stato richiesto in un ultimo incontro che abbiamo tenuto in comune a Moconesi. E poi viene cadenzato praticamente a ogni 20 minuti il collegamento tra Chiavari e Sestri Levante. Il cadenzamento su Portofino, già in vigore con ottimi risultati anche da un punto di vista di ricavi da titolo di viaggio, viene mantenuto quest'estate, e poi l'adattamento generale in tutte le nostre zone appunto di un orario che ricalca meno la tipologia scolastica e dà più servizio appunto per le zone turistiche. Tra le novità, l'orario cadenzato sulla linea Casarza-Riva-Trigoso-Chiavari. Sono inoltre in arrivo 5 nuovi mezzi che saranno operativi dalla prossima settimana e andranno a sostituire i mezzi più vetusti. Nell'ottica di una maggiore attenzione ai turisti saranno implementate le corse notturne, ma anche i controlli per combattere l'evasione. Abbiamo proprio recentemente inaugurato la nuova biglietteria in Corso Sarotti di fronte alla stazione di Chiavari. Questo consente una maggiore fruizione, un maggiore facilità nell'acquisto dei biglietti. Ricordiamo sempre l'importanza ad essere muniti di idoneo e titolo di viaggio per salire sull'autobus. Incrementeremo con l'orario estivo la lotta all'evasione.